per festeggiare l'anniversario della liberazione. È un 25 aprile diverso anche nelle celebrazioni ufficiali, dunque l'appuntamento è per le 15 per intonare dal proprio balcone Bella Ciao. Sentiamo Massimo D'Amore. Le strade vuote, le piazze deserte. L'emergenza virus coinvolge anche le celebrazioni del 25 aprile. Niente manifestazioni di piazza. A Porta San Paolo, luogo simbolo della liberazione a Roma, una cerimonia semplice. Ma i valori alla base della ricorrenza non cambiano, ricordano il presidente del Parlamento europeo Sassoli e il presidente dei partigiani Smuraglia. Quel giorno segna la caduta del fascismo, la cacciata dei nazisti dall'Italia. La storia della Repubblica inizia lì. È sempre una festa di tutti, è una scelta che un paese ha fatto di dedicare una giornata a un ricordo, che nessuno osi metterla in discussione. Zingaretti, segretario PD, scrive: la libertà ci è arrivata come un regalo da chi ha combattuto e lottato per conquistarla, e in un'intervista a Rai News chiede che la forza e l'impegno di ieri siano stimolo per l'emergenza di oggi. Io penso che il segnale che dobbiamo dare è capire che serve l'energia di allora, quell'energia che a un certo punto ha permesso la ricostruzione dell'Italia e ha ridato agli italiani fiducia e speranza nel futuro. Dovunque è morto un partigiano per riscattare la democrazia, lì è nata la Costituzione, scrive Fratoianni, liberi e uguali. È una festa di cui non possiamo fare a meno, il post di Renzi. Un invito a non arrenderci mai, scrive Crimi dal blog delle stelle. La voglia di libertà può essere attaccata, offesa, derisa, ma alla fine vince sempre, la riflessione di Matteo Salvini. E Berlusconi, in un'intervista al Foglio, si augura che oggi sia un giorno di unità profonda della nazione. I testimoni della resistenza e della liberazione